Il Consiglio Comunale di Favara, nella seduta di ieri sera, ha eletto i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni, denominata Area Urbana Funzionale di Agrigento, e costituita tra i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Muxaro. Ad essere eletti i consiglieri Giuseppe Lentini, Salvatore Bellavia, Alessandro Pitruzzella, Rino Castronovo, Mariano Lombardo e Paolo Dalli Cardillo. I consiglieri comunali ad inizio di seduta hanno approvato la proposta relativa allo schema di statuto annesso all'atto costitutivo della stessa Unione dei Comuni denominata Area Urbana Funzionale di Agrigento, che ha come fine l'attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027. Sono stati quindi affrontati i temi finanziari con il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio in favore di due creditori. Quindi è stata approvata una variazione di bilancio, la prima delle due inserite all'ordine del giorno, relativa ai finanziamenti del Fondo Opere Indeferibili per l'anno 2023 dell'Unione Europea, che riguarda il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola Antonio Mendola di Favara. Niente da fare per la seconda variazione di bilancio relativa al progetto per la realizzazione di una nuova mensa scolastica nella scuola San Domenico Savio, in quanto nel corso della discussione è venuto meno il numero legale poiché i consiglieri comunali hanno abbandonato l'Aula. Niente numero legale anche all'appello chiamato dopo un'ora dalla Presidente Miriam Mignemi, per cui la seduta riprenderà questa sera in seconda convocazione.